Benvenuti all'appuntamento settimanale con l'informazione dalle diocesi della Liguria. Questa settimana cominciamo da Savona, dove si è aperto l'anno pastorale con la veglia presieduta dal vescovo Gero Marino, veglia che è stata celebrata in concomitanza con la giornata missionaria mondiale. Vediamo. Con il canto Luce di Verità e con la preghiera Maria di Don Tonino Bello si è aperta nella cattedrale di Nostra Signora Assunta a Savona la veglia di inizio del nuovo anno pastorale per la diocesi di Savona-Noli, che ha ospitato anche la preghiera per le missioni in concomitanza con la giornata missionaria mondiale. Nella prima parte della veglia, dal titolo Un incontro lungo il cammino, sono stati portati sul presbiterio i simboli dell'accoglienza, come la brocca d'acqua. Nella seconda, Vite che parlano di missione, il sacerdote finalese Don Michele Farina ha raccontato con un messaggio audio la sua testimonianza di missionario in Repubblica Centrafricana e sono stati portati sul presbiterio i simboli dell'annuncio missionario, ossia il Vangelo, i sandali e il bastone. Vite che parlano di Nassau, quelle dei tantissimi bambini, che poverissimi esprimono la loro gioia in ogni momento, da mattina a sera. A scuola, per le strade del villaggio, gruppi numerosissimi di bambini giocano, cantano, danzano. Ecco perciò le vite che parlano di Nassau mi ricordano che ogni vita è degna di essere ascoltata, ogni vita è preziosa. Il legame tra l'ascolto e la missione è indissolubile, non esiste mai l'uno senza l'altra, ha detto il vescovo Gero Marino nella sua omelia. Nell'intreccio tra la casa e il cammino, la sosta e il cammino, la tenerezza di Dio accompagna tutti, in particolare i missionari e gli evangelizzatori di tutti i tempi. Riscopriamo il primato di Dio nella nostra vita, ha invitato il vescovo. Come diceva Paolo, sia che dormiate sia che mangiate, siete del Signore. Ciò che è importante è l'amicizia con il Signore e il metterci in ascolto di Lui. L'ascolto rende possibile il dinamismo missionario della Chiesa. Quando non siamo capaci di missione è perché non abbiamo ascoltato a sufficienza. Solo dal rimanere in ascolto nasce il cammino della missione e possiamo capire le vie del Signore. Dopo le parole di Monsignor Marino, ad ognuno, compreso lo stesso vescovo, è stato donato un sacchetto contenente sale, simbolo del mandato missionario per annunciare il Vangelo di Cristo con la propria vita nel quotidiano, ed essere sale della terra e luce del mondo, un gesto ispirato alle parole di Gesù agli Apostoli: di me sarete testimoni fino ai confini della terra. La veglia si è infine conclusa con l'inno del Sinodo diocesano Getta ancora la tua rete. E in occasione della giornata missionaria mondiale, tutte le diocesi hanno celebrato la veglia di preghiera ascoltando tante testimonianze di laici, di religiosi, di religiose, di sacerdoti che hanno donato la loro vita a servizio della missione in diverse zone del mondo. E allora, con le immagini e le interviste, andiamo a Genova, a Chiavari, a La Spezia e a Tortona. Sarete testimoni fino ai confini della terra. Le parole di Gesù risorto prima di ascendere al cielo, narrate negli Atti degli Apostoli, hanno assunto i volti dei missionari genovesi inviati in diverse parti del mondo, custodi di quel mandato rivolto ai discepoli di Cristo. Nella veglia missionaria ospitata nella chiesa genovese di Santa Maria di Castello, dove operano i missionari della Società Missioni Africane, sono risuonate così le voci di Maddalena Boschetti, missionaria laica ispirata alla spiritualità camilliana, presente ad Haiti dal
1998, di Carlo Montaguti, medico appartenente al movimento dei Focolari, a Manni in Costa d'Avorio, di padre Giampiero Gambaro, missionario a Lima, e infine di Don Paolo Benvenuto, il sacerdote genovese che attualmente porta avanti la missione interdiocesana a Cuba con Don Claudio Arata. La riflessione è stata proposta da Monsignor Nicolò Anselmi, vescovo ausiliare di Genova, che ha suggerito una immagine suggestiva. Genova, terra di migranti, era un tempo il luogo da cui si partiva per la missione, oggi ospita persone che arrivano per donare la loro testimonianza di fede. Testimoni, ha osservato, sono tutti battezzati, per ciò stesso che si esce, si va, qualcosa accade sempre. Non accade nulla se rimaniamo fermi, ma andare in luoghi nuovi, no? Ascoltare, dire la propria, sorridere, stare in silenzio. Quindi questa vocazione alla testimonianza veramente è una vocazione che tocca tutti e ci invita tutti a muoverci, ad andare per la strada. Qualcosa accade, perché chi la fa accadere non siamo noi, ma è il Signore che è presente in noi. La salvezza è un insieme di tante cose, ha aggiunto Monsignor Anselmi, e ciò che salva è la presenza del Signore che guarisce e libera. Allora testimoniare vuol dire anche mostrare, per quanto si può, la presenza di un'azione più grande nella nostra vita, che le cose che facciamo sono più grandi di noi perché non le facciamo noi. E allora penso che dobbiamo avere il coraggio di cose grandi che non sono fatte da noi. La veglia missionaria celebrata nel giorno in cui si festeggiava Sant'Antonio Maria Gianelli ha dato modo di riflettere sull'esperienza che è al cuore di ogni missione, l'incontro con Gesù. Chi incontra veramente Gesù e fa l'esperienza della salvezza, quindi l'esperienza della gioia, ecco, il portare Gesù agli altri con la parola, con l'esempio diventa non tanto un dovere quanto una esigenza del cuore. Se nella nostra vita manca questa dimensione missionaria, forse è bene chiederci: ma noi abbiamo veramente incontrato il Signore Gesù? Così il vescovo Giampio De Vasini ha introdotto il rito, ospitato nella Basilica di Santo Stefano a Lavagna. A guidare la riflessione Don Marino Poggi, sacerdote genovese, per il quale il punto di partenza della missione è il cammino di conversione. Per essere missionari bisogna passare attraverso la conversione, che dura una vita, e la conversione si predica, si annuncia, non si realizza, ma si riceve. Per essere missionari abbiamo bisogno di lasciarci trasformare da Dio. A portare la loro testimonianza anche alcuni giovani dell'Operazione Mato Grosso che hanno vissuto un mese in Perù con l'obiettivo di costruire una casetta per Becker, giovane affetto da SLA. Lo stile della missione in questi luoghi è quello di una risposta personale alle necessità. Mi ha colpito veramente che lì bisognasse farsene carico in prima persona. Hai bisogno di essere curato? Sono io che ti fascio, sono io che ti lavo. Dal desiderio missionario di due sacerdoti, Don Federico Tavella e Don Marino Poggi, è nata la missione interdiocesana a Cuba, che proprio il 12 ottobre scorso ha compiuto 17 anni. 17 anni fa, intorno al 12 di ottobre, proprio è cominciata una missione a Cuba, cominciata insieme con voi due. Per i nostri telespettatori e ascoltatori, dici un tuo ricordo di quei 3 anni passati partendo a 68 anni di età. Quello che ricordo con piacere è che ho chiesto all'arcivescovo, il cardinal Bertone allora, di essere mandato in missione, e ricordo che mi aveva detto che c'erano 2 possibilità, o la Mongolia o Cuba. Mi sono spaventato per la Mongolia, ma non ho detto niente. Poi ha scelto Cuba lui, e la cosa interessante è che siamo partiti accolti dal vescovo, accompagnati sul luogo della missione, quando siamo arrivati a Santo Domingo, e lì ricordo che il vescovo ci ha presentato la chiesa e poi ha detto a me: sarai parroco qui. E al compagno di viaggio ha detto: tu sei curato. Poi si è trasferiti in un altro posto e lì ha detto a lui: tu sarai parroco qui, e a me tu sarai curato suo.
e ci ha chiesto di essere insieme. Ricordo che la canonica non c'era praticamente, ma la voglia di vivere insieme ha fatto la canonica, ha ricostruito la chiesa a poco. Certo, quanto si può dare non lo si sa, quanto dà il Signore ancora meno, ma siamo certi che attraverso l'umiltà il Signore regala tante cose. La veglia di preghiera per le missioni, cuore del mese missionario, invita alla conversione di ciascun battezzato e invoca nuove vocazioni missionarie per la Chiesa. Tortona ha celebrato questo momento di preghiera in comunione con tutta la Chiesa nella cattedrale di Santa Maria Assunta e San Lorenzo. La veglia è stata presieduta dal vescovo Guido Marini. Questa veglia di preghiera missionaria è iniziata nel ricordo di una parola di Gesù, rivolta agli apostoli e ai discepoli. Mi sarete testimoni. Questa non è una parola semplicemente collocata nella storia. Non è una parola che risuona come legata ad un tempo che è passato. È una parola che oggi, adesso, il Signore che è qui presente in mezzo a noi, risorto e vivo, rivolge a ciascuno di noi. Al cuore della veglia l'adorazione eucaristica personale e comunitaria. Ecco la vita missionaria, una vita che parla, senza neppure bisogno di parlare. Perché la vita trasmette la bellezza del Vangelo, perché la vita trasmette una comunione di amore col Signore, perché la vita è già annuncio di per sé, talmente impregnata della vita di Cristo e della sua parola. Preghiera missionaria, parola missionaria, vita missionaria. Al termine è stato consegnato il mandato missionario ai fedeli presenti in cattedrale. Di me sarete testimoni. È il titolo del messaggio di Papa Francesco per la giornata missionaria mondiale. Rappresenta la chiamata di ogni battezzato a rendere testimonianza di Gesù nel mondo. Vite che parlano è lo sviluppo tematico scelto dalla Chiesa italiana per l'ottobre missionario. In ascolto della parola vogliamo aprirci al ricordo di alcuni missionari e del loro camminare insieme con alcune chiese del mondo. Ricordiamo Madre Teresa di Calcutta perché quest'anno ricorrono i 25 anni dalla sua morte. Riceviamo la matita missionaria che porteremo a casa in ricordo di questa sera. Con essa andiamo a scrivere il nostro nome sui pannelli esposti. Con questo gesto ci impegniamo con Cristo ad essere, nel nostro piccolo quotidiano, come Madre Teresa, una piccola matita nelle mani di Dio. Anche la nostra diocesi è ricca di testimoni della fede. Noi stessi, in questo momento, ci impegniamo a diventare vite che parlano. In questa veglia diamo voce agli ultimi 2 missionari diocesani che ci hanno lasciato. Don Giovanni Tassano, missionario Fidei Donum. Il suo ministero sacerdotale, oltre agli incarichi in diocesi, è stato impreziosito dal suo impegno missionario in Burundi per 17 anni ed in Zaire per altri 7. Nel 1995 rientra definitivamente in diocesi, ricoprendo il ruolo di direttore del centro missionario diocesano della Spezia. Padre Luigi Carlini, missionario del Pime.
All'inizio del 1973 parte come missionario nel nord-est del Brasile, dove rimarrà ininterrottamente per 48 anni. Benvenuti questa sera a questa veglia missionaria diocesana. Siamo un popolo in cammino, un popolo che sta cercando la speranza, sta cercando l'allegria, sta cercando quindi la gioia, sta cercando l'amore e cerca in continuazione Dio. Allora questa sera abbiamo portato qui come ospite speciale un sacerdote che si chiama Don Rito, che parlerà della sua associazione, della sua opera, ora vi spiegherà tutto lui, però della sua opera per aiutare bambini che la speranza non ce l'hanno più, perlomeno non sanno neanche che cosa sia. Bambini che vengono sfruttati nelle guerre, bambini che vengono sfruttati nelle piantagioni per la droga. Come ha detto Don Marico, ecco che sono Don Rito, nato in Colombia, si chiama la regione il Catatumbo, al confine con il Venezuela. Venne in Italia nel 93. Ho fatto il mio percorso di seminario per la diocesi di Ventimiglia Sanremo, ora sono parroco a Valcrosia, vicino a Ventimiglia, nella parrocchia di San Rocco. Io sono nato nel territorio di cui vi parlavo sempre, il Catatumbo, un territorio bellissimo, ma purtroppo martoriato da due piaghe, le piantagioni di coca e i gruppi illegali al servizio dei narcotrafficanti. Quando io ero bambino, io non ho avuto la possibilità, come tanti ragazzi, bambini del nostro territorio. Noi siamo una famiglia numerosa, siamo 11 fratelli. La cosa più importante per noi è stata la fede. E se io oggi sono qui è per la fede. Quando ero bambino ho potuto andare a scuola. Sono potuto andare a scuola quando avevo 8 anni, perché i nostri genitori hanno pagato un insegnante per poter insegnarci un po' a leggere e a scrivere. Ho finito la quinta elementare quando avevo 15 anni. Ho ripreso con le medie a 17 anni e poi in tutto questo cammino però c'erano dei maestri che non erano i maestri buoni ma i maestri cattivi, i guerriglieri che cercavano di convincere noi bambini di prendere le armi per fare la guerra. Una volta pensate che ci portarono un nostro coetaneo a 13 anni perché lui era un testimone, perché a 13 anni aveva già ucciso 3 poliziotti. A 14 anni un mio amico con cui io giocavo sempre, Saul, decise di andare con i guerriglieri. Dopo pochi mesi, in uno scontro con l'esercito, è stato ucciso. Là dove è stato ucciso è stato abbandonato il suo corpo e mangiato dai cani e dagli avvoltoi. In questo però la fede ha avuto un ruolo molto importante, perché una delle cose che mio padre ci diceva sempre è quello di seguire sempre il cammino del bene. Ed ecco che in questo ambiente dove i contadini si sono illusi che piantando la coca per poter produrre cocaina la vita sarebbe cambiata. Sì, la vita è cambiata, ma è cambiata in peggio. Nel 99 entrarono i paramilitari. Rimasero nel nostro territorio fino al 2005. Ci furono, in un territorio dove eravamo un po' più di 300.000 abitanti, più di 10.000 morti. Perché i paramilitari si contendevano il terreno con i gruppi guerriglieri. E in questa situazione sono stati uccisi anche alcuni dei miei parenti. I miei genitori e i miei fratelli sono usciti sfolati, abbiamo perso tutto nel 2000. Io ho avuto dei momenti di rabbia, ve lo
vi confesso, io mi sono arrabbiato tanto. E in quei momenti perché, quando io sono tornato sacerdote appena ordinato nel 2000 nella mia terra, mi sono occupato, in 2 mesi che sono stato con i miei parenti, mi sono occupato di seppellire i miei amici e i miei parenti. E a volte, ricordo una volta, mi hanno chiamato anche a fare il funerale a un gruppo di guerriglieri che erano stati uccisi, con delle cose che non posso raccontarvi. Ed ecco che c'è stata una tragedia, una delle cose che ci tengo anche per capire perché siamo vicini, l'Italia, la Colombia, in questa tragedia. Non so se voi sapete chi era il capo dei paramilitari in Colombia. Il capo dei paramilitari era un italiano, Salvatore Mancuso, la famiglia Mancuso. E alcune delle persone del territorio hanno reagito prendendo le armi, famiglie intere si sono armati per andare a controbattere contro i guerriglieri. E noi come famiglia nel 2007 abbiamo preso un'altra decisione. Non prendere le armi, ma pensare a una fondazione. Una fondazione dove poter andare a prendere quei bambini sfruttati nelle piantagioni di coca o quei bambini che rischiavano di finire o rischiano tutt'oggi di finire in quei gruppi illegali e iniziare a offrire loro un'alternativa. In fondo, io ho pensato che io ho avuto quella fortuna di uscire da quel territorio perché qualcuno mi ha aiutato. E se io ero riuscito a uscire perché qualcuno mi ha aiutato, io non potevo non aiutare i bambini di quel territorio. Così abbiamo iniziato in una baracca, con i primi 10 ragazzi nel 2007. In questa baracca non avevamo nulla. Lì mia mamma un po' ci prestava i primi piatti, le pentole. I primi volontari italiani che sono scesi nel 2007 dormivano a casa di mia mamma e lì ci siamo avviati. Vi posso dire che i ragazzi che sono arrivati nel 2007 e che non avevamo manco una sala da pranzo perché si mangiava sotto un albero, oggi sono tutti laureati. Alcuni di loro sono quelli che oggi dirigono la nostra missione. L'unica cosa che vorrei appunto sottolineare è già stata abbondantemente sottolineata, però non dovremmo mai dimenticarlo, è che la missionarietà non è una delle tante cose che la Chiesa è chiamata a fare, è il cuore della Chiesa. Il Signore ha voluto la sua Chiesa perché quella Chiesa fosse missionaria, fosse capace di annunzio, fosse capace di presenza, di carità, di speranza, fosse segno di provvidenza. E allora comprendiamo perché, in modo particolare, ecco, il nostro Papa continua a insistere sul fatto che ogni battezzato è missionario. Nella Basilica della Madonna Miracolosa di Taggia, nella diocesi di Ventimiglia-Sanremo, il vescovo Antonio Sueta ha ordinato presbiteri Don Ernesto Alberti, Don Giorgio Bigazzi e Don Gabriele Bodda e ha ordinato diacono Andrea Centurioni. Nuovi germogli di primavera, così li ha chiamati il vescovo, che li ha esortati ad essere veri e sinceri davanti a Dio, ossia capaci di abbandono fiducioso, sinceri davanti agli altri, ossia coraggiosi nella testimonianza e nell'annuncio del Vangelo e infine sinceri con se stessi, esortandoli così a non arrendersi, a non perdere la speranza e ad aspirare a mete alte. Non considerate il vostro ministero dalle risposte scarse degli uomini, ha aggiunto il vescovo, ma dal punto di vista del dono che Dio vi ha fatto. Ora torniamo a Tortona per la messa presieduta dal vescovo Marini, che ha introdotto e avviato l'anno catechistico diocesano.
Con la Santa Messa presieduta dal Vescovo Guido Marini si è aperto in cattedrale a Tortona l'anno catechistico diocesano. Alla celebrazione eucaristica hanno preso parte i catechisti della diocesi insieme a Don Fabrizio Pessina, direttore dell'ufficio catechistico diocesano. Nell'omelia Monsignor Marini si è rivolto ai catechisti dicendo che devono suscitare nei bambini la voglia e il desiderio di essere cristiani. Chiediamo questa grazia per essere realmente testimoni del Signore, testimoni del Signore. La grazia che la bellezza e la gioia di appartenergli si possa toccare con mano e che la possano toccare con mano quei bambini, quei ragazzi, quei giovani, quegli adulti che noi accostiamo e ai quali trasmettiamo la fede, la vita in Cristo. In questi giorni ho letto una bellissima espressione che in sintesi dice in che cosa consiste la testimonianza. Essere testimoni significa, state attenti, significa suscitare invidia. Perché chi ci guarda, chi ci vede, deve poter dire: ma com'è bello vivere così, come vorrei anch'io vivere così. Qual è il segreto per cui questo, questa vive così? Non dimentichiamolo, questa è la testimonianza e questa è la prima catechesi e la radice di ogni autentica catechesi, suscitare invidia, perché la nostra vita in Cristo, così bella, così gioiosa, così piena, abbia questa forza attrattiva e affascinante. Chiediamolo dal profondo del cuore, perché questo anno catechistico e in generale la nostra vita possa essere questa, una vita che suscita l'invidia, ovvero il desiderio di seguire e abbracciare colui che ha reso così bella, così gioiosa, così piena la vita di ciascuno di noi. Durante tutto l'anno pastorale l'ufficio catechistico della diocesi di Tortona ha organizzato momenti di formazione biblica e psicopedagogica per permettere ai catechisti e alle catechiste della diocesi di essere sempre preparati ad educare le nuove generazioni di ragazzi. Quest'anno con l'ufficio catechistico della diocesi di Tortona abbiamo organizzato 3 percorsi, uno di formazione con il professor Don Luciano Lombardi, formazione biblica, lui è biblista, con la dottoressa Dabusti, che è una psicopedagogista e quindi un percorso in particolare psicopedagogico rivolto alla crescita dei bambini e dei fanciulli, e poi un percorso di catechesi con l'arte gestito e seguito e curato da padre Andrea Dall'Asta della diocesi di Milano. Nella diocesi di Chiavari il vescovo Gianpio De Vasini consegnerà il mandato ai catechisti venerdì 4 novembre alle 20:30 nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto. Questo appuntamento sarà preceduto a partire dalle 19 da un momento conviviale. Nella diocesi della Spezia le parrocchie di Brugnato e di Borghetto Vara hanno ricordato insieme con una processione le 7 vittime dell'alluvione che avvenne 11 anni fa. La processione si è conclusa nella chiesa di Borghetto Vara con la celebrazione della messa. Erano presenti anche numerose autorità locali. Vediamo il servizio di Tele Liguria Sud. Abbiamo vissuto insieme questo gesto, 2 comunità e anche le altre qui vicine, delle altre parrocchie. Siamo accomunati dallo stesso dolore, dalla stessa disgrazia
E insieme abbiamo voluto non solo ricordare quel giorno, proprio come oggi, quel martedì 25 di ottobre di 11 anni fa, così doloroso per molti, e qui ancora perché 7 persone ci hanno lasciato la vita, ma insieme, anche se in maniera diversa, con la propria identità, ma per costruire qualcosa insieme, per camminare insieme come la Chiesa ci ricorda in questo momento di essere sinodali, camminare insieme. E insieme ora facciamo e rinnoviamo l'atto di affidamento alla Madonna. 10 anni fa l'immagine della Madonna di Roverano visitò tutti i paesi che erano stati toccati dall'alluvione. Ora insieme, anche a nome di quei paesi che questa sera non sono qui presenti, ci affidiamo a lei perché ci aiuti e ci protegga. La memoria di un evento tragico come questo, la memoria di chi non c'è più, di chi ha perso la vita, quanto può essere importante anche per poi capire come affrontare il futuro. Beh, la memoria è sempre decisamente importante perché è uno spazio grande di esperienza che noi viviamo appunto ormai nel passato, ma che incide innanzitutto sulle nostre persone, sulle persone di chi ha vissuto in modo particolare questo dramma, e diventa realmente un modo per ripensare un futuro nuovo. Abbiamo visto che tutti questi eventi sono legati ovviamente a dei fattori naturali, però questo ci richiama quanto sia importante la nostra comunione con l'ambiente che abbiamo attorno, comunione col territorio, comunione proprio con la natura, e come questo direi poi ci richiami anche alla grande comunione fra di noi, perché anche tutto questo nel dramma, nel dolore ha anche sviluppato un ulteriore spirito di solidarietà. Dunque fare memoria di questo vuol dire realmente impostare un presente che ci permetta un futuro decisamente migliore. Io penso che sia fondamentale ricordare quella tragedia, le vittime, ovviamente dare il cordoglio a tutti i familiari che ancora portano nel ricordo quella giornata e quelle giornate. Abbiamo sempre detto che in protezione civile da ogni tragedia bisogna saper fare tesoro per cercare di migliorare, cercare di aumentare la capacità di resilienza dei nostri territori. È quello che stiamo facendo tutti i giorni, investendo risorse molto importanti. L'abbiamo fatto a Borghetto, l'abbiamo fatto a Brugnato, l'abbiamo fatto a Varese Ligure, tutti i territori che sono stati molto colpiti nel 2011 e che purtroppo sono stati poi ripetutamente colpiti anche nel corso del tempo. Oggi lo facciamo con la consapevolezza di avere un territorio certamente più sicuro, una protezione civile che è stata riconosciuta tra le più significative del nostro territorio nazionale. Il ringraziamento ovviamente a tutti i nostri volontari, ricordando quello che è stato e ricordandoci che il rischio zero anche di fronte a tutte le opere messe in campo non esiste, e ovviamente il primo dei comportamenti utili di protezione civile deve venire da noi stessi. Borghetto, una delle comunità più colpite nell'alluvione del 2011, è importante ricordare. Siamo stati una delle comunità più colpite, è importante ricordare le persone che non ci sono più per farle restare sempre parte di noi. E poi ecco, è importantissimo ricordare per capire quello che si può fare, perché diciamo che la vera sfida dei prossimi anni sarà dare una risposta concreta, all'altezza di questi cambiamenti climatici. Il 25 ottobre del 2011 lei era vice sindaco. Come ha vissuto quel pomeriggio tragico e da questa memoria cosa si può imparare per il futuro? Sì, ricordo perfettamente qualsiasi momento di quel tragico pomeriggio, dalle 14 in poi, momenti inquietanti perché in qualsiasi istante guardando verso a monte nella zona dove scorre e lambisce il Gravegnola si notavano le grandi criticità che il fiume stava creando al nostro territorio. Sono stati momenti veramente di tanta tensione, non sapendo e non avendo la consapevolezza di quello che poteva succedere
pensando a quei giorni, a distanza di 11 anni, la memoria ricorre naturalmente con un pensiero commosso alle vittime, sia fisiche che morali, ma dobbiamo anche rinnovare la nostra gratitudine e la nostra riconoscenza a tutte quelle forze di volontariato che si sono adoperate per riacquistare di nuovo la normalità della popolazione. Il monito attuale di oggi naturalmente ci deve far capire che non dobbiamo mai abbassare la guardia. Io credo che memoria più bella, l'azione più bella che noi possiamo fare per ricordarli è proprio quello di continuare, insomma, di dare dimostrazione di cura del creato, cura della natura e soprattutto cura delle comunità. Questo evento drammatico ha unito l'entroterra con la riviera. Io oggi sono qui proprio a testimoniare questa vicinanza di Monterosso e Vernazza, insomma delle Cinque Terre, che hanno subito questo drammatico evento che ci ha accomunati alla popolazione della Val di Vara. Ecco, in questa unione simbolica credo che noi possiamo rendere merito anche alla memoria di chi ci ha lasciato proprio in questo modo, per cercare insomma di lasciare ogni giorno con le nostre azioni di ogni giorno questo mondo un posto migliore. Una serata intensa di preghiera, ma anche un'autentica esperienza di fede. L'hanno definito così il concerto che il coro della diocesi di Roma, diretto da Monsignor Marco Frisina, ha tenuto nella cattedrale di Santa Maria Assunta e San Lorenzo a Tortona. I 38 membri del coro hanno eseguito brani dello stesso Frisina e di Don Lorenzo Perosi, a cui è dedicato il Perosi Festival, pluridecennale evento tortonese che raccoglie da sempre nomi di fama internazionale del panorama musicale. Vediamo. Il Perosi Festival ha fatto il bis, tutto esaurito nella cattedrale di Santa Maria Assunta e San Lorenzo a Tortona per il secondo appuntamento del ricco calendario di quest'anno. Il Perosi Festival nasce con la volontà di valorizzare la figura e le opere del compositore tortonese Don Lorenzo Perosi attraverso impegno culturale e produzioni di alto livello e spingendo per la valorizzazione dei giovani musicisti. Il secondo appuntamento ha avuto come protagonista il coro della diocesi di Roma diretto da Monsignor Marco Frisina. Erano più di 500 gli spettatori giunti a Tortona da ogni parte d'Italia per ascoltare per circa 2 ore i 38 coristi diretti dal più grande compositore di musica sacra dal Concilio Vaticano II. Siamo qui in cattedrale al termine del concerto che Monsignor Frisina, insieme al coro della diocesi di Roma, possiamo dire davvero ha donato alla nostra città e alla nostra diocesi. Un momento molto bello perché non soltanto ha significato un'esperienza artistica molto elevata, ma soprattutto perché è stato un vero percorso spirituale. Si può dire che quanto abbiamo ascoltato ci ha aiutato a entrare a contatto col mistero del Signore, ci ha aiutato a incontrare il Signore attraverso la bellezza della musica e del canto, e dunque ne usciamo tutti certamente molto arricchiti. Se è vero che nella musica ci è dato in qualche modo di toccare il cielo, questa sera lo abbiamo toccato, e aver toccato il cielo sicuramente ha significato un rendere più bella e migliore la terra della nostra vita. Davvero rientriamo nella quotidianità con questo dono grande che abbiamo ricevuto e del quale ringraziamo il Signore. È
stato un concerto in cui il coro ha ricordato sia Don Lorenzo Perosi, di cui sono stati eseguiti l'Ave Maria, lo Salutaris Ostia e il Tantum Ergo, che San Giovanni Paolo II, il pontefice che ha contribuito a rendere famoso il coro della diocesi di Roma. Non sono mancati i brani più conosciuti di Monsignor Frisina, fra cui degni di nota lo Jubilate Deo, Aprite le porte a Cristo, inno a San Giovanni Paolo II, di cui si celebrava la festa proprio lo stesso giorno, per il quale il coro è stato a servizio per celebrazioni e eventi ecclesiali per tutto il pontificato, e il Magnificat. Sì, è stata una serata di preghiera e di musica, perché la musica sacra, liturgica, è proprio questo, è proprio un percorso spirituale che ci indirizza verso Dio, ci eleva e ci unisce come stasera, che eravamo tanti, proprio perché potessimo insieme godere della bellezza che ci porta verso il Signore, verso il Creatore. E quindi auguro a tutti un buon canto e di trasformare la propria vita in canto. A Genova, sabato pomeriggio alle 17:30, nella chiesa di Santa Maria delle Vigne, celebrerà la Santa Messa Monsignor Benjamin Ramarosson, arcivescovo di Antsiranana, Madagascar, che incontrerà proprio nel capoluogo ligure l'arcivescovo padre Marco Tasca. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con l'informazione dalle diocesi della regione ecclesiastica ligure. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.